Finalmente questa news esclusiva da Gemona del Friuli, nel cuore del centro storico di Gemona del Friuli, per parlarvi di un qualcosa di veramente esclusivo, importante, oggi che è la giornata nazionale del Dante D. Lo scopriremo assieme all'assessore alla cultura Flavia Virilli e ad un'altra persona che adesso vi presenterò tra poco, che è una persona chiave in questa biblioteca nel centro storico di Gemona, storica e antica. Andremo a vedere veramente il cuore dove è nato il progetto, anche con la certificazione della campana di Dante qui a Gemona, che non è più sul campanile ma è sotto nel Duomo, e quindi dovete assolutamente venire a vederla. E oggi capiremo perché questa cosa qua. Ecco. Buongiorno. Allora, assessore. Buondì. Flavia. Chiedo che venga vicino a me l'ospite che hai annunciato, che è la nostra bibliotecaria e conservatrice dell'archivio storico, la dottoressa Loredana Bortolotti. Sì, oggi, ringraziandoti per essere tornato a Gemona in occasione del Dante D, ti facciamo un po' vedere dove nascono i progetti culturali della nostra cittadina e dove è nata anche la Campana del Paradiso. Ecco, allora ricordiamo che una puntata di Scopriamo il FVG l'abbiamo già vista, è già in onda, no? E ha riscolto molto successo, perché comunque le chicche qua che sono racchiuse a Gemona del Friuli, nella perla del Friuli, le abbiamo già viste. E oggi vogliamo approfondire alcuni aspetti veramente esclusivi che solo qua a Gemona del Friuli ci sono, no? Allora, chi vuole vedere la puntata può comunque, vi metteremo il link anche qua sotto per rivedere la prima puntata. Adesso ci stiamo portando verso la seconda puntata, quindi assolutamente seguiteci. La gentilezza dell'assessore alla cultura Flavia Virilli veramente ci porterà, ci accompagnerà in questo percorso, in questo viaggio, no? Di questo progetto importante, che adesso vi sveliamo alcune cose. Vedete che qua abbiamo già alcune carte storiche, documenti veramente importanti, e avremo questa possibilità di poter approfondire con chi ne sa molto, che è Loredana Bortolotti. Certo. Ecco. Io non voglio tediarvi, ma alcune curiosità, secondo me, vero Flavia? Possiamo metterle in luce. È la punta dell'iceberg questa, no? Perché nella parte sottostante alla biblioteca di pubblica lettura conserviamo veramente dei tesori che risalgono, e in alcuni casi con degli incunabili, quindi prima del 1500. Oggi abbiamo una scoperta anche da parte mia, sapevo dell'esistenza, però facendo ieri nella preparazione del materiale il tutto, vi faccio subito vedere quella che è la prima edizione trasportabile della Divina Commedia. È un Aldo Manuzio del 1502, ecco, ed è lo stampatore a cui si deve l'uso del corsivo nei libri antichi e soprattutto il fatto di aver, tra virgolette, inventato quello che è un libro trasportabile. Dobbiamo pensare che i primi libri a stampa, dopo l'invenzione di Gutenberg, erano in infoglio, quindi in grande formato, come per esempio, per farvi capire, questa edizione della Divina Commedia illustrata, è un classico da Gustavo Doré. Quindi trasportare una Divina Commedia di queste dimensioni in 3 volumi, ecco, il nostro Aldo Manuzio nel 1502 fece un tascabile, useremo questo termine oggi, della Divina Commedia. Ecco perché quando parliamo di storia, della storia appunto anche dell'evoluzione dei libri che abbiamo avuto, e siamo qua a Gemona del Friuli, in Friuli Venezia Giulia, no? E quindi oggi veramente è importante questa cosa qua, parlarne, perché si festeggia il Dante D in tutta Italia, no? E noi siamo orgogliosi di poter, grazie anche a Flavia Virilli, che sta portando veramente avanti questo progetto
giusto? Sì. Anche dopo ci racconterai alcune cose, le abbiamo già svelate Esatto, nella oggi era importante capire dove nascono, no, i progetti, perché di fatto quando si decide di raccontare qualcosa della propria cittadina si fa come in tutte le famiglie, si va a guardare cosa si ha in archivio e quali sono i tesori di cui si dispone. Questi sono autentici tesori, perché quando abbiamo parlato nella scorsa puntata anche con il cavaliere ufficiale Marini, già sindaco, della campana, e abbiamo ricordato che c'è un po' questo mistero su come quell'incipit del 33esimo canto è comparso sul colletto, e abbiamo parlato della presenza toscana nell'epoca coevadante, Certo. abbiamo parlato dei documenti che conserviamo in archivio, cioè di quello che i camerari della Pieve, ma anche nei nostri consigli comunali, chiamiamoli così, dell'epoca, veniva disposto. Ebbene, tutto è custodito proprio sotto i nostri piedi. E oggi li abbiamo portati alla luce alcuni di Certo. questi tesori, perché è bello anche che chi vede poi il progetto finale si renda conto di dove parte il ragionamento, da dove parte. Perciò ecco, grazie a voi di essere venuti a trovare. Ecco, allora abbiamo fatto questa mini diretta. Se volete vedere, scoprire tutto il resto, che adesso andremo avanti a fare alcuni approfondimenti per conoscere meglio questi scritti, seguiteci nella prossima puntata di Scopriamo il FVG. Bene, allora seguiteci, no? Perché la giornata è lunga qua a Gemona del Friuli, no? E c'è un bellissimo sole. Ecco, Magnifica ok. giornata. Quindi merita di approfittare di fare un salto e vedere la campana per chi non l'ha vista.